la rappresentanza noi abbiamo previsto un percorso già prima delle elezioni dei Comites del CGIE, questo percorso lo prevediamo. Il 19 settembre sarà a Lussemburgo una festa europea dell'unità, là ci sarà l'assemblea dei circoli, all'ordine del giorno c'è proprio la discussione su come continuiamo in tempi, modi e forme la discussione su che cosa deve essere l'attenuazione della rappresentanza. Partendo dai circoli, poi questo dibattito dovrà continuare nelle istituzioni che sono oggetto di questa riforma, cioè i Comites se sempre riformati e lo stesso CGIE. Grazie a qui anche per questo, come tanti altri rappresentanti dei Comites, questa discussione la continuerà. Cadenze politico-istituzionali molto importanti che ci vedranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane tutti impegnati. Mi riferisco in primo luogo all'approvazione della legge di stabilità, che sappiamo già tutti comporterà per ovvie ragioni un ulteriore giro di vite sulla spesa pubblica, ma questo perché dobbiamo recuperare risorse per evitare l'aumento dell'IVA, per poter anche alleggerire il carico fiscale dei cittadini a partire dalle imposte sulla casa. Tutti dovremmo fare la nostra parte, mi riferisco ovviamente a tutti i settori della pubblica amministrazione, ma vedremo poi, insomma, io credo che in questo fare la nostra parte bisogna anche capire che ci possono essere anche dei settori che non devono essere più considerati delle spese, ma forse dei punti dove tornare ad investire. Mi riferisco poi anche all'altro passaggio decisivo delle prossime settimane, che sarà la riforma costituzionale, in particolare il passaggio al Senato, che avrà degli esiti ovviamente sugli equilibri generali della maggioranza del governo, ma che una volta approvata avrà anche delle ricadute sull'auspicata riforma della rappresentanza degli italiani all'estero, visto che, come giustamente abbiamo sempre ribadito alla Camera e anche a livello di Partito Democratico, la riforma deve essere fatta a cascata, cioè dai livelli più alti del sistema costituzionale ai livelli intermedi e più bassi, quindi Consiglio Generale degli Italiani all'estero e Comites, e l'elezione e il rinnovo del prossimo Consiglio Generale è la terza scadenza immediata che avremo nei prossimi giorni, alla quale comunque giustamente dobbiamo anche fare riferimento come scadenza per quanto riguarda il mondo, la rappresentanza degli italiani nel mondo. Ecco, rispetto, dicevo prima, alla legge di stabilità, purtroppo l'esperienza degli ultimi anni ci dice che le voci di spesa che riguardano in qualche modo gli italiani all'estero vengono considerate tra quelle più vulnerabili, tra quelle più adatte, se potessimo dire così, a subire qualche taglio lineare. Io credo che già da questa sede, Eugenio, debba partire una sollecitazione al governo, ai parlamentari, ai rappresentanti del governo nella politica estera, perché a partire da questa finanziaria, che vuole essere la legge di stabilità di un governo che per la prima volta vede l'Italia, anche se con cifre ancora al di sotto delle nostre aspettative, tornare a crescere, ecco, possa anche vedere per la prima volta dopo tanti anni tornare a crescere anche i livelli di investimento e di spesa a favore delle politiche per l'Italia e per gli italiani nel mondo. E per far ciò sappiamo che non è sufficiente soltanto l'impegno degli eletti all'estero, dei parlamentari, ma bisogna che ci sia una mobilitazione più generale che faccia capire all'Italia come noi abbiamo una comunità di italici, e poi ne parlerà bene anche il professor Bassetti, che negli ultimi anni si è integrata a quella comunità di italiani nel mondo che è diventata una comunità in crescita. Il dato abbastanza straordinario degli ultimi anni è che sono dati del 2014, il numero di italiani nel mondo, considerando soltanto quelli iscritti all'AIRE, è passato, ha superato per la prima volta
la barriera, diciamo, psicologica quasi dei 5 milioni, quindi superando anche quella degli stranieri residenti in Italia. Quindi nonostante le emergenze internazionali, nonostante quello che tutti stiamo vedendo in questi giorni, il flusso di italiani che va via dall'Italia continua a essere superiore al flusso e al numero generale degli stranieri che vivono all'interno dei nostri confini, e questo ovviamente ci deve porre qualche domanda anche da un punto di vista di percezione che c'è nell'opinione pubblica, perché mi pare evidente che mentre tutti abbiamo percepito chiaramente il livello della presenza e anche drammaticità di alcuni eventi relativi alla presenza straniera in Italia, non altrettanto si ha la percezione di quanto sia cresciuta il flusso di italiani verso l'estero. Quindi abbiamo, ripeto, un 8% di italiani che vive fuori dai confini nazionali. Tra l'altro un dato che, se fosse unito a quello degli stranieri che vivono in Italia, ci fa dire che più del 15% della popolazione italiana è fatto da stranieri che vivono nel nostro paese, da italiani che vivono fuori dall'Italia. Probabilmente le politiche istituzionali, le politiche dei governi non hanno un'attenzione pari al 15% rispetto a queste due grandi realtà. Tuttavia, rispetto a questi numeri che di per sé non ci dicono molto, bisognerebbe fare, e poi su questo vorrei dire qualcosa, un'analisi un po' più dettagliata, perché è vero che abbiamo realtà come per esempio il Regno Unito, l'Olanda, che crescono del 5, del 7%, del 4,8% in termini di presenze italiane. Abbiamo anche paesi di emigrazione storica come il Brasile, dove per esempio nel 2014 abbiamo avuto un incremento di quasi il 6% di nuovi cittadini italiani. Ovviamente sono dati diversi che forse dovremmo cominciare a studiare in maniera più analitica e più dettagliata, perché se probabilmente in Europa l'aumento dei cittadini in un paese come il Regno Unito è dovuto all'arrivo di tanti giovani italiani in cerca di lavoro, l'aumento dei cittadini in Brasile è dovuto soprattutto al riacquisto o al riconoscimento ius sanguinis della cittadinanza da parte di tanti cittadini italo-brasiliani che tornano a vedere con attenzione alla possibilità di acquisire una seconda cittadinanza. Sarebbe quindi improprio o quantomeno parziale spiegare l'espansione della comunità di cittadinanza nel mondo soltanto con il fenomeno della nuova emigrazione. Rispetto alla questione cittadinanza poi dovremmo probabilmente fare anche una riflessione che ci porta non soltanto alle possibili nuove scadenze che arriveranno in Parlamento e che potrebbero riguardare non solo i cittadini stranieri in Italia, ma per certe situazioni anche alcuni aspetti della cittadinanza degli italiani che vivono nel mondo, e quindi le questioni legate al riacquisto o alle donne che non hanno potuto trasmettere la cittadinanza prima del 48. C'è una riflessione più generale che purtroppo il nostro Paese non ha mai fatto in maniera seria e approfondita sul valore, sulle potenzialità della cittadinanza che noi garantiamo agli italo-discendenti, che abbiamo sempre vissuto più come un problema che non come un'opportunità. Nel corso dello scorso anno abbiamo anche introdotto in Parlamento un contributo per questo atto di riconoscimento della cittadinanza pari a 300 euro, che, badate bene, non era soltanto una maniera per fare cassa, come si potrebbe dire semplicemente, ma era anche un modo per dimostrare in maniera tangibile come questo tipo di processo di cittadinanza può anche essere
la dimostrazione di un apporto economico che i nostri concittadini italiani, ed è quello che mi sento dire sempre più spesso, vogliono e possono dare al Paese. Ovviamente non soltanto in maniera di tassa, di contributo, ma in una maniera più ampia. Ebbene, quel contributo è stato introdotto, purtroppo non siamo ancora riusciti a tradurlo in miglioramento di servizi consolari, cioè quel contributo va al Ministero dell'Economia ma non ai consolati che lo percepiscono, ed è una delle battaglie che noi anche in Parlamento dovremmo condurre nei prossimi mesi. Da questi dati che ho richiamato sia pur sommariamente emergono nodi sociali e implicazioni politiche ai quali posso qui fare soltanto degli accenni. Il nodo comunque più complesso è quello delle nuove mobilità, al quale facevo riferimento prima. Ed è la questione delle nuove mobilità. Io vedo qui Rodolfo Ricci che ha scritto molto, che ha anche contribuito ad avviare una riflessione interessante su questi temi e poi probabilmente ne parlerà in maniera più approfondita. Credo che su questa questione noi dovremmo fare una riflessione non più di breve periodo, perché abbiamo capito che è un fenomeno non occasionale ma permanente, e da questo punto di vista dovremmo riprendere in maniera decisa, e lo faremo, lo farò anche come comitato in Parlamento, un impegno forte per tutto il tema della tutela sociale e previdenziale degli italiani che vivono all'estero, che non è soltanto un tema più legato alle vecchie generazioni, lo vediamo sempre più, è legato alle nuove mobilità. È un tema che non possiamo più relegare anche qui alle politiche degli anni 70, 80 e 90, ma dobbiamo assolutamente riprendere. Qui il tempo è scaduto, devo cercare di avviarmi rapidamente alle conclusioni. Su questo versante credo, e qui sarà il patronato probabilmente del suo presidente del CEPA a intervenire, analogamente dobbiamo rilanciare l'idea e il lavoro sulla convenzione tra i patronati e il Ministero degli Affari Esteri in un'ottica di rafforzamento dei servizi per gli italiani all'estero e per le nuove mobilità, e anche su questa vicenda nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, il Comitato Italiani nel Mondo e Promozione del Sistema Paese organizzerà un evento specifico rispetto al quale ovviamente sarete tutti coinvolti. Credo che anche l'associazionismo, e anche qui non mi soffermo altro in maniera ulteriore perché abbiamo degli illustri esponenti e c'è anche poi il dato, la riflessione da fare su associazionismo e presenza regionale all'estero che Silvia ci aiuterà a sviluppare, deve avere un nuovo ruolo, perché in questa rete di servizi e di presenza che noi dobbiamo garantire non solo per la vecchia ma anche per la nuova emigrazione dobbiamo avere associazioni e anche istituzioni regionali più vicine e più presenti al mondo degli italiani all'estero. Idem per la rete diplomatica e consolare, che non può più essere statica e impermeabile a questa dinamica che è fatta di nuova emigrazione ma anche di una vecchia emigrazione che si riaffaccia con il riacquisto della cittadinanza al mondo italico. E per quanto riguarda gli italici, anche qui sarà Bassetti ovviamente a intervenire. Io con molto piacere ho visto in Perù, ho visto adesso in Venezuela, ho sollecitazioni da tutto il mondo che il sasso nello stagno lanciato da Bassetti è stato già raccolto, cioè noi davvero abbiamo un potenziale rappresentato da questa enorme comunità di amanti dell'Italia, di italofoni, di imprese italiane che sono ormai parte integrante dei loro paesi, che vede disperatamente, nel senso però buono dell'affetto che hanno verso il paese, questa esigenza di approssimazione al paese, che però si vedono ancora ai margini delle nostre politiche. Ecco, anche su questo
Noi come Comitato abbiamo cominciato a lavorare in maniera organica con Assocamere Estero, dobbiamo approfondire la questione. Concludo con un'ultima considerazione che è più di carattere politico-culturale. Noi, Eugenio, siamo vicini, e credo che forse sarà il tema della prossima festa dell'unità, siamo vicini ai 10 anni dall'arrivo in Parlamento del primo contingente di eletti all'estero, quindi è il momento di avviare una riflessione anche autocritica su questa presenza che ha rappresentato e rappresenta molto, ma che secondo me può rappresentare molto di più, soprattutto se diventa e si viene messa in grado anche di rappresentare questo enorme bacino che è fatto da 200-300 milioni di persone che sono gli italici nel mondo. A questo bacino secondo me noi dobbiamo rivolgerci se vogliamo veramente tornare ad avere un peso specifico anche nella politica italiana, e concludo con un accenno che non poteva non andare ovviamente anche agli episodi di questi mesi e di questi giorni. Il prossimo anno, oltre ad essere 10 anni dall'arrivo degli italiani all'estero in Parlamento, saranno anche 110 anni dalla prima grande sciagura, dal primo grande disastro degli italiani nel mondo, che fu il naufragio del Sirio avvenuto il 4 agosto del 1906. Morirono forse più di 500 italiani, anche se i dati ufficiali parlano di 300. Fu un naufragio non tanto dissimile dai tanti naufragi che noi abbiamo visto ai margini delle coste italiane. Ecco, noi italiani all'estero forse siamo quelli che più di qualsiasi altro hanno il dovere di ricordare questo all'Italia, e io spero che con l'approvazione in questa legislatura della norma che prevede che anche le scuole italiane possano avere un proprio progetto speciale multidisciplinare di insegnamento delle migrazioni nelle scuole. So che Eugenio è in giro per il mondo, anche con il suo libro ha fatto tanto da questo punto di vista. Ecco, solo così noi dovremmo fare veramente un servizio all'Italia, non soltanto agli italiani nel mondo, ma al recupero di una memoria storica che ci dice chi siamo e dove andiamo.